Siamo gente di festa, siamo gente con la gioia nel cuore. Spalancare quella porta che tiene nascosto Gesù dentro alla mangiatoia. Dobbiamo mettercela tutta per contaminare questo nostro mondo di gioia. Ecco perché abbiamo braccia aperte ormai, ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usare se lo vuoi, per una doccia che tu ora chiedi a me, una doccia che immaro a te. Ci siamo trovati con una buona parte dei ragazzi e ci siamo divisi i ruoli, nel senso fondamentalmente i ragazzi un po' più forzuti hanno disposto tavoli, sistemato la mensa, poi abbiamo addobbato, reso più accogliente l'ambiente insomma per i nostri nuovi amici, abbiamo preparato anche dei penserini, insomma ci siamo dati da fare per preparare tutto quello che ci servirà in questa giornata di oggi. Prontissimi, ci mancano i piatti ma siamo pronti. E c'è anche dello Giacomo, chi non mangia carne. Vai, via. Merry Christmas. Saper essere accoglienti nei confronti di tutti e quindi questo piccolo antipasto penso che sia proprio molto adatto. E quindi niente, ringrazio i ragazzi che spero si siano trovati bene e anche divertiti nel fare questo servizio, perché si vede che quando si fa qualcosa per gli altri si riesce a star bene anche noi, e auguro a tutti di continuare in questa strada. Quindi buon Natale a tutti. Grazie. Come Gesù si è messo centro da povero nella nostra vita, così penso che sia un buon modo per vivere il Natale.